come si dice, Aerosol. tipo aerosol, però il più delle volte non era l'alito che spussava, bensì era man che spussava. Il fatto che questa operazione si andava da Morona, ti ricordi che a volte che siamo andati a trovare, perché mi e Franco, che praticamente siamo quasi coetanei, mi però porto molto meglio, Gavivo e Amorosa che abitavano sullo stesso condominio, sotto a Daniela e sopra a Memorosa. Esito. Ti ricordi che a volte che siamo andati a trovarla? Ti ricordi? Tutti e due insieme. Che era io davanti mi Pardadrio, perché è meglio averlo davanti piuttosto che Pardadrio. Siamo andati a trovarli, che era una giornata come ieri. Inverno! Amplico, Inverno gli era, inverno. Guarda il labiale. Ma che gli hai detto Franco, scusa? Non so, Inverno. Vento e piova. Vento e piova. Lampi, tuoni, uragani, meteoriti, tomba, neve, slavine. Cioè, mi e Franco se vedremo proprio questo tempo qua dovevamo andare a trovare. Sta casa. Insomma, siamo arrivati là, no? E ora, primo appuntamento importante perché bisogna fare belle impressioni nei confronti dei genitori, perché sentite con questi genitori e cosa è fatta. Sentite con giusto? il pare e la mare a Tosa se tua. Come sai che dice il proverbio d'altronde? Siete voi a Saresa, sbasa a rama, siete voi a Tosa, basa a mama. Esatto, infatti ne toccava basare dei che i rutti tremendi. Che avevamo i bracci lunghi come scimmia. Sì. La stanza piena di sarese. E ora no, arriviamo là in punta di piedi. Vento, piova, freddo. E in punta di piedi con sta scatola di cioccolatini, di caramelle, cioccolatini, no? Anzi, cioccolatini tutti dove? Cioccolatini. Toc, toc. In punta di piedi, per non far rumore, perché educati e soprattutto molto timidi. E ora, Tanto timidi. cosa mi ha fatto il controcampo dall'alto? Penso di essere tanto spiritoso. Arriviamo e non vogliamo disturbare. Bussemo. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, toc, toc. Dopo un quarto d'ora che faceva toc toc, io fuori a sopare che ha fatto ciao Mona, guarda che avevo il campaneo. Che figura, che figura. Godito. Che figura. Che non volevamo disturbare. E ora no, viene fuori. E Daniela come morosa, no? Aspetta, ieri tutte quante mese ancora in vestaglia da notte, no? Che mi dice, puito, come si bene. Aspetta un minuto, che ci stiamo fando belle. Se guardiamo mio e Franco, ho avuto che venga su un rutto tremendo, no? Assa che si restaura. Quanto tempo ne hai fatto aspettare, Franco? Quanto? 4 ore ti, 4 ore mi, 8 ore che mo c'è la giornata. E non altri là freddo cambese con questa scatola di cioccolatini in mano. I baci perugini erano diventati marron glacé. E dopodiché abbiamo detto, no, adesso bisogna che si fermi un coraggio, no? E che ha detto, reghiamo il campaneo. Io sono al campaneo. Dove sei che ti abitavi, ti che non mi ricordo? Dove abitavi tu, Daniela? A Mandria. A Sacra Famiglia. Infatti mi ricordo che andavamo a Sacra Famiglia, ognuno col proprio mezzo di locomozione. Io sempre stato un pegrino. E andavo in giro in bicicletta. Non so dove che la montava, perché aveva una bicicletta da donna, però. Mica avevo il cabrio. Ah sì? Cosa che avete? L'ape. Ma... L'ape cabrio. Sì, l'ape cabrio. Insomma, mi ricordo, arriviamo e tutti i campanei della Sacra Famiglia suonavano in sta maniera. Ding dong dong dong, dong 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 dong. La mensa arriva a Londra. E ne versa il pare, il quale pare ne accoglie in modo molto fraterno, amichevole, disponibile, veramente è il meglio che Tento Moro! A stare attento Moro! Portare casa a Tosa a mezzanotte in punto! Paga a preoccuparsi, perché se fra 5 minuti non batto ciodo è a stessa casa. A questo punto qua, che siamo quasi verso la conclusione del nostro recital spettacolo, vorremmo dedicarvi l'ultima canzone in programma, perché parlo in italiano. E anche a spiegare sto fatto, perché tanti tosi, dicevamo perché succede questi fatti qua, tanti tosi che parte come noi altri, che a volte che va a Milan
per fargli ascoltare su canzone, per fargli ascoltare ai discografici, su cassettini, su spartiti, e viene spesso turlupinai. Anche noi altri, circa 15 anni fa, siamo andati a volta del bianco le nostre cassette, con i nostri spartiti, per andare a fare ascoltare una canzone ai discografici. Andiamo in treno, a un certo punto siamo parlaccioando, così siamo smontai dal treno. Parlaccioando, non so cosa. Parlaccioando, discutendo. Parlaccioando, se ho messo di parlare, Ecco. parlaccioare. E siamo scesi dal treno, assai spartiti a roba. E là, mi ricordo, ti ricordi il scompartimento che era quel tipo, quel Che straniero? era due individui, non ti davi neanche un franco. Onti, Massimo, che aveva un giubbotto di peranza. Il vido, il buio, il buion, il vidon, il ciodo, il ciodo. Blue jean, onti, barba, sporchi, lori di sta chitarra, massa. Massa. Stranieri, tutto Sì, massa. che aveva una Stratocaster. Insomma, in megaro Bacanson. Insomma, e si parlava fra di ori in inglese. Oh, you, me, anche freghiamo, me, dai, io. se capivimo a motti, però. Uno chiamava Yogi. Ma non so come si chiamava. Yagi. Il megaro Bacanson dopo pochi mesi era un successo mondiale. Noi adesso abbiamo voluto rinciderla per riappropriarsi di quello che era nostro. E vai con che canghetto!
Vogliamo a fine serata Scusate, condividere... voi dite di fermarvi? Grazie. Assolut- Vogliamo a fine serata condividere la nostra soddisfazione anche con chi ci ha aiutato a produrre questo CD, in particolare la Grillo Records di Padova, che ha Sì. registrato, e Grazie. la nuova Marca Records Che lo per la distribuirà. distribuzione, e tutti quanti quelli che hanno contribuito con noi, che non Alcuni possiamo nomi, citare, sì. non possiamo citarli tutti Michele quanti. Zorzi, Mixer, Michele Zorzi e Maurizio Santato, e tutti quanti gli altri. arrangiamenti, Garagnini, Luigi Grazie a Loriello. tutti di questa serata, se non avete ancora abbastanza fuori è in vendita il nostro CD. Grazie, alla prossima volta. Franco, Sandra, Daniela, Pittone, Roberto, è il nonnetto del signor Intento. Ciao a tutti. Un altro appuntamento che vorremmo ricordare. sì, con il nostro nuovo spettacolo, si chiama Muso Duro e Baretta Fracà. Oggi abbiamo ascoltato soltanto le canzoni, per i testi invece ci vediamo il 9 e 10 febbraio, prima nazionale al Teatro Pio X di Padova. Grazie a tutti, buonanotte. Te vuoi sta bicicletta? Adesso ti tocca pedalare. Te tocca pedalare. Lontan dal cotto e netto mare. Meno non me diceva dello sposare bionde. E se tu te vagabonde. Meno non me diceva Vecina bronza quarta. Te pare un butteo, te si molto fan borseo. Questa è la storia del signore intento che dura poco tempo, che ma non se ne frega, è butto che ti appunta, è butto che ti dica. E questa è la storia del signore intento che dura poco tempo, che ma non se ne frega, è butto che ti appunta, è butto che ti dica.